Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, ben trovati. Palasport Tagliercio è tutto pronto per l'inizio del derby tra l'Umana Reyer Venezia e la Fila San Martino. L'Umana Reyer cerca la vittoria per vincere il titolo di campione d'inverno. Primo attacco per San Martino con palla sul perimetro, la penetrazione, arriva l'errore, arriva il rimbalzo degli Oro Granata con Annette Steinberga che guida la transizione, ancora la Lettone con il palleggio aperto, il backdoor di Henderson in sottomano ed è 2-0 per l'Umana Reyer nel primo attacco delle Oro Granata. Sblocca il punteggio, buona l'azione, la combinazione tra le giocatrici Oro Granata e ora sono in difesa di fronte a Webb. Ancora palla sul perimetro con Kiss, marcata da Gülish, si va da Tonello che prova a battere Carangelo, la capitana di San Martino riesce a vincere l'uno contro uno ma sbaglia poi l'appoggio al tabellone con il rimbalzo di Steinberga che consegna a Carangelo, palla sotto per Gülish, il recupero difensivo di Marshall, ma ovviamente Gülish ha una stazza diversa, la sfrutta subito e trova il canestro del 4-0 per l'Umana Reyer. Dunque inizia nel migliore dei modi in questo primo minuto di gioco il derby della nona giornata del campionato di Serie 1. Kiss fronteggiata da Gülish, ritorna sul perimetro da Marshall, bella l'accelerazione di Marshall e arrivano i primi 2 punti della partita anche per San Martino di Lupari. Li trova Marshall, si affida molto all'1 contro 1 la formazione di coach Abignente. L'Umana Reyer invece combina di più, vedremo se lo farà anche in questa azione. Ancora sì, Gülish per Valeria De Pretto, il cui sottomano però è sfortunato, rimbalza 2 volte sul ferro, poi esce e dunque ha la possibilità di pareggiare o anche di passare in vantaggio San Martino. Ci prova Sandri da 3, ma pesta la linea laterale. Mi sembra, Andrea, un atteggiamento diverso da parte delle due squadre, più gioco corale dell'Umana Reyer, più gioco basato sulle individualità per la Fila. Sì, diciamo che l'Umana l'ho vista molto concreta, ha sempre trovato la soluzione migliore per l'attacco, appunto sì, è un po' più individualista San Martino di Lupari, che però insomma è stata anche brava, è stata anche un po' sfortunata nelle prime 2 azioni e poi brava in quella successiva. Ancora il duello tra Steinberga e Sandri, arriva l'aiuto difensivo, vediamo se il fallo è di Kiss o di Sandri. Comunque è di Kiss il fallo, comunque si andrà in lunetta con 2 tiri liberi per Annette Steinberga. Il primo fallo di Kiss, dunque primo fallo anche della partita. Brava comunque Sandri a tenere sul primo passo Annette Steinberga che ora va in lunetta a caccia dei primi punti personali e trova il primo tiro libero Annette Steinberga. Dunque 5-2 per l'Umana Reyer con le 3 straniere per ora andate a segno. E anche Steinberga raggiunge quota 2 punti nel 6-2 dell'Umana Reyer dopo 2 minuti di gioco. Monica Tonello in cabina di regia per la Fila, prova ad attaccare su Carangelo, lo scambio con Sandri, sul perimetro c'è Webb, si fa vedere anche Marshall che batte ancora una volta nell'1 contro 1 le avversarie e poi mette a segno il 6-4, 4 punti di Marshall sui 4 di San Martino di Lupari che resta a ridosso dell'Umana Reyer in questo avvio di partita. Valeria De Pretto batte sul primo passo l'avversaria, poi ancora sfortunata nella conclusione, ma c'è Marie Gülish al rimbalzo offensivo e si riparte dal perimetro con Annette Steinberga più alta di Webb, prova a sfruttare i centimetri, la Lettone che appoggia il tabellone, anche lei è sfortunata, poi recupera il pallone, alla fine è Martina Sandri a strapparlo, ancora un'opportunità del pareggio per la Fila con Tonello che viene stoppata da Gülish. Sembra quasi che abbiano più esplosività sul primo passo le giocatrici San Martino. Sì, stanno giocando in velocità, Marshall in particolare sta superando la propria avversaria col primo passo, comunque molto reattiva Venezia, abbiamo visto anche qui sui rimbalzi e anche sui propri errori, per cui ecco Carangelo che ha quasi rubato palla, non manca di reattività nemmeno Venezia sicuramente. Rimane in fase d'attacco San Martino che ha 7 secondi per l'azione di tiro, va da Marshall, poi Kiss che batte Gülish, arriva il fallo della tedesca. Ovviamente sono 2 centri dalle caratteristiche ben diverse, Kiss e Gülish, e non a caso la numero 11 di San Martino che adesso andrà in lunetta con 2 tiri liberi, parte spesso dal palleggio, spesso da posizione perimetrale, mentre c'è un cambio per San Martino di Lupari, rientra con la maglia numero 20 Tognalini al posto di Tonello, dunque cambia in cabina di regia la formazione di Abignente che dalla lunetta con Kiss ha la possibilità di pareggiare. Arriva il primo punto per Jasmine Kiss e dunque
5-6 il punteggio, 1 di ritardo per la fila che impatta con il 2-2 di Kiss. Partita che dunque si conferma assolutamente in equilibrio, con l'Umana Reyer in fase d'attacco con Carangelo per Steinberga, l'uscita di Valeria De Pretto, il taglio di Henderson non viene servita, si va invece da Gülich, eccola Henderson in posizione di post, la riapertura per Steinberga che ci prova da 3 punti, la tripla sbagliata, il taglia fuori da parte di San Martino con Tognalini che recupera il pallone, serve per Marshall, possibilità del vantaggio per le ospiti. Tognalini attacca, penetra, scarica nelle mani di Jasmine Kiss, ancora un bel movimento, ma arriva l'errore e il rimbalzo è di Mari Gülich che serve a Valeria De Pretto. Poi c'è Deborah Carangelo, la capitana dell'Umana Reyer, aggredita da Tognalini, vede un varco anche Carangelo, forse un contatto, poi lo scarico per la tripla di Jolene Henderson, torna in vantaggio l'Umana Reyer con la tripla di Henderson. 9-6, partita assolutamente piacevole in questo avvio di match, con San Martino ancora al rincorrere ma sempre a ridosso, la palla nelle mani di Kiss, ci prova anche da 3 punti, il centro di San Martino, tripla da una parte, tripla dall'altra e parità ristabilita a quota 9 pari dopo 4 minuti di gioco al Palasport Tagliaccio. Ancora il bell'assist di Carangelo, anche la stoppata di Kiss su Steinberga. Grandi giocate da una parte e dall'altra, Andrea. Eh sì, perché poi entrambe le squadre hanno ben sfruttato il ribaltamento di fronte, la ricerca del lato debole, sono arrivate 2 ottime soluzioni a 3, anche qui c'era stato un bel assist, ma comunque è una partita molto intensa e anche tecnicamente molto apprezzabile. Torna in attacco, o meglio rimane in attacco l'Umana Reyer con 9 secondi sul cronometro dell'azione, l'anticipo di Marshall su Steinberga, la transizione va Valeria De Pretto a stoppare l'avversaria, anche in questo caso una giocata degna di menzioni, il recupero di Valeria De Pretto, anzi no, viene fischiato il fallo. Abbiamo la prospettiva un po' schiacciata, Andrea. Comunque ha fatto un gran recupero, perché c'è anche il rischio in questi casi dell'antisportivo se ti viene fischiato un fallo. Eh sì, anche perché Marshall quando è in velocità fermarla diventa davvero difficile, ci ha provato e c'è quasi riuscita De Pretto, ma comunque mi pare anche corretto il fallo fischiato. Se appunto San Martino riesce a muoversi in velocità diventa un cliente davvero difficile, ma comunque partita intensa e molto equilibrata come avevamo supposto all'inizio. Sorpasso fila San Martino con il 2-2 di Marshall, 9-11 il punteggio, è entrata Melnica in campo e entra in campo nuovamente anche Tonello, la capitana in cabina di regia per il primo vantaggio delle padovane quando siamo quasi alla metà del primo quarto. Deborah Carangelo, la palla per Annette Steinberga, si fa vedere Jolene Henderson, si va nuovamente dalla capitana, il backdoor di Steinberga, poi l'aiuto con il blocco di Gülich che va al pick and roll ma ci prova da 3 punti Deborah Carangelo, l'errore, il rimbalzo lungo ancora nelle mani della numero 5 dell'Umana Reyer, lo scarico sotto per Mari Gülich che si fa largo su Melnica e riesce a difendere la giocatrice lettone di San Martino di Lupari. Dunque la fila ha la possibilità di allungare per la prima volta oltre il possesso di vantaggio nella partita. Tonello serve per Melnica, marcata da Gülich, il movimento, la stoppata ancora da parte di Mari Gülich, la terza stoppata della partita, la seconda regolare visto che quella precedente di Valeria De Pretto è stata sanzionata con il fallo, sbaglia Jolene Henderson, l'ultimo tocco è di Martina Sandri e dunque la rimessa è per l'Umana Reyer con 14 secondi sul cronometro dell'azione. Siamo entrati nella seconda metà del primo quarto. Umana Reyer 9, fila San Martino 11. La rimessa di Deborah Carangelo per Valeria De Pretto, si fa vedere Mari Gülich che consegna poi ancora alla capitana Carangelo, aspetta il taglio di De Pretto, la serve in questo momento, 5 secondi, 4-3 per l'azione di tiro, servita Jolene Henderson che va in angolo a Mari Gülich allo scadere dei 24, l'errore, il rimbalzo di Tognalini, si è bloccata in attacco l'Umana Reyer in questo momento, la fila ha ancora il possesso per il doppio possesso, scusate, la ripetizione di vantaggio, pronta a entrare Martina Kaceric per l'Umana Reyer, ci prova da 3 punti Webb che colpisce però soltanto il tabellone, pronta a entrare anche Gaia Gorini, la transizione di Steinberga, il fallo di Webb, gran giocata di Jolene Henderson. Eh sì, qui ha visto proprio la possibilità del taglio ed era infermabile se non con un fallo. Ormai Steinberga lanciata a canestro, partita come si diceva difficile, soprattutto perché un paio di occasioni di tiro
non sono andate a segno. Abbiamo visto anche San Martino difendere molto bene e la Reyer avere la pazienza di arrivare al tiro entro lo scadere di 24 secondi, però senza successo. Qui il libero di Steinberga che va a segno, come nella precedente occasione in cui è stata davanti alla linea della carità. E 2 su 2 ancora per Annette Steinberga. Una sentenza un po' quando va lei al tiro libero. Ed ecco l'Annette Steinberga, qui aggressiva. troppa foga da parte della lettone dell'Umana Reyer contro Martina Sandri. Primo fallo, terzo di squadra per l'Umana Reyer. C'è un cambio, anzi un doppio cambio per San Martino che rimette in campo Kiss e Marshall, mentre l'Umana Reyer prima del tiri liberi andati a segno di Steinberga ha inserito Caceri e Gorini, come detto, al posto di Carangelo e Valeria De Pretto. Si rimane dunque in parità. 4-0-3 da giocare dal termine del primo quarto. La fila in attacco con Kiss, chiede spaziatura alle compagne, va nelle mani di Marshall, bell'assist per Tognalini, ma brava a difendere Martina Caceri, che l'errore, poi rimbalzo offensivo, circolazione veloce di San Martino con Umana Reyer che chiude tutti gli spazi a penetrazione di Kiss, lo scarico oltre la linea di fondo campo, c'è stato un tocco, restano 7 secondi a disposizione della fila. Steinberga stava andando in contropiede, non accorgendosi che la rimessa è stata assegnata alle giocatrici in maglia nera. 7 secondi, dicevo, a disposizione della fila per cercare di riportarsi in vantaggio a 3:41 dal termine del primo quarto. La palla sotto, Melnica, il gancio sul tabellone, l'errore, il rimbalzo di Annette Steinberga e poi la riapertura di Henderson per Gorini. Si ferma Gorini, serve per Gülich che va a calpestare la linea di fondo, aveva preso posizione nei confronti di Melnica, ma ovviamente nell'allungo è arrivata con un attimo di ritardo e dunque arriva la palla persa dell'Umana Reyer con Marshall a guidare nuovamente l'attacco per la fila San Martino. La palla nelle mani di Tognalini. Sul perimetro riceve Melnica, pronta ad entrare anche Martina Bestagno per l'Umana Reyer. Steinberga va a aggredire su Kiss, Tonello sotto e attenzione perché è il secondo fallo di Mari Gülich, fischio importante questo. Sì, e tra l'altro si esaurisce il bonus per la Reyer, il quarto fallo. Sicuramente Melnica ha il fisico per contrastare la Gülich. E si è visto insomma che ha tenuto molto meglio la posizione di pivot basso. Ora bisogna stare attenti sia per i liberi sia soprattutto appunto per il gioco sotto. Intanto è entrata Bestagno, come detto in precedenza, al posto ovviamente di Gülich che ha 2 falli, centro diverso da Gülich. Martina Bestagno, vedremo come leggerà la formazione dell'Umana Reyer questa situazione. Ne legge male innanzitutto sul tagliafuori perché Tognalini, dopo aver sbagliato dall'angolo, prende il rimbalzo e è brava a trovare il canestro del nuovo sorpasso della fila 13-11. Gaia Gorini ci prova da 3 punti, l'errore, il rimbalzo proprio di Tognalini che è assolutamente entrata nel miglior dei modi in partita, consegna a Tonello, si ferma la capitana di San Martino, Kiss, palla per Tognalini, ancora dentro per Melnica, questa volta il vantaggio fisico ce l'ha la giocatrice di San Martino, ma Martina Bestagno regge benissimo il confronto, arriva l'errore, pronta a rientrare Valeria De Pretto per l'Umana Reyer, Steinberga si incarta e si fa portare via il pallone a Tognalini, bella transizione e Marshall appoggia al tabellone. Ovviamente time out per l'Umana Reyer perché 8 punti di Marshall, ma soprattutto 4 di vantaggio per la fila. Sì, qui un po' come dicevi anche prima si è un po' persi in attacco Venezia, qui Steinberga ha un po' voluto fare tutto da sola ed è stata brava la giocatrice di San Martino a rubarle palla e poi Marshall lanciata a canestro in questo modo è un canestro fatto senza problemi. Sì, importante quel secondo fallo di Gülich perché appunto ci priva di un pivot che diciamo ha molto peso e che quindi ci costringe anche un po' a cambiare gioco in attacco. C'è fatica perché anche comunque sta difendendo bene San Martino. 3 su 13 dal campo per Umana Reyer fino a questo momento. Sì, non fortunata, anche alcune soluzioni che sembravano abbastanza abbordabili poi non sono andate a segno.
sicuramente manca qualcosa, soprattutto alla lunga, dove se non sbaglio è arrivato solo un canestro. No, sì, è giusto, solo canestro, 1 su 4. 1 su 4 che potrebbe un po' aprire la difesa delle padovane, che comunque stanno giocando con grande determinazione. È chiaro, si affronta la capolista, per cui già sono due squadre che hanno una lunga tradizione e quindi ci tengono a far bella figura, poi in questo caso diventa uno stimolo anche in più. San Martino che tira non tanto meglio dell'Umana Raiera, 5 su 15 dal campo, però è più efficace nel tiro da 2, 4 su 13, 1 su 2 da 3 punti. Dicevamo in precedenza, rientra in campo Valeria De Pretto, aveva già deciso il cambio prima del time out coach libera l'8 e dunque si riparte dal -4 in attacco però per l'Umana Raiera in maglia bianca con Bestagno, Caceli che ancora l'assist sotto per De Pretto, arriva il fallo di Marshall, dice di aver toccato il pallone, siamo vicini, ci sembra che comunque un po' di mano ci sia stata comunque sotto il tentativo di recupero da parte di Marshall che spende il primo fallo, il terzo di squadra per San Martino, 2 tiri liberi in arrivo per Valeria De Pretto che può cercare di sbloccarsi, per ora 0 su 2 dal campo per la giocatrice nativa di Schio. Segna il primo, Valeria De Pretto, primo punto della partita, 12° dell'Umana Reyer e se non vado errato è il primo punto segnato da una giocatrice italiana nella squadra di coach Andrea Di Berarotto, fa 2 su 2 Valeria De Pretto ed è 13-15 il punteggio, +2 San Martino di Lupari che ha inserito in campo anche con la maglia numero 7 Beraldo, ovviamente in occasione del time out precedente. Tonello, la capitana che gioca con Melnica, palla per Beraldo in angolo, nuovamente fuori per Melnica, si fa vedere Tonello ma non viene servita, la palla invece va sull'asse Marshall e Melnica e c'è il fallo di Valeria De Pretto, anche in questo caso è il secondo, anche in questo caso si lamenta la giocatrice, la spinta è arrivata con l'anca, non con le braccia. Esattamente, no, le braccia le aveva ben alzate, in effetti comunque ha sbilanciato l'avversario con l'anca, poi diciamo che era un fallo che si poteva fischiare, come no, non c'è nulla da scandalizzarsi. Melnica fa 1 su 2, la palla nella lotta a rimbalzo viene strappata da Tonello e dunque sul +3 rimane in attacco la fila, siamo negli ultimi 2 minuti del primo quarto, Kiss, il pallone per Beraldo, poi ancora alto-basso con il movimento di Jasmine Kiss ed è massimo vantaggio per San Martino di Lupari, fila 18, Umana Reyer 13 e il pubblico alle nostre spalle ovviamente si esalta per l'ottimo momento delle Lupe in maglia nera, l'attacco dell'Umana Reyer con Gorini, Bestagno dalla media distanza, arriva il canestro di Martina Bestagno che riporta ad un solo possesso di ritardo l'Umana Reyer quando ci avviciniamo all'ultimo minuto nel corso del primo quarto, si arresta Marshall, serve sotto per Melnica e ancora un fallo, questa volta di Martina Bestagno e questa volta abbiamo detto quando era uscita Gülish la fisicità di Melnica poteva diventare importante per San Martino e lo sta dimostrando. Sì, questo forse è più venale, almeno da qua si è faticato a vedere questo fallo e come appunto era riuscita bene a tenere Gulic, perché comunque come fisico, come stazza, come tipo di giocatrice è molto simile alla giocatrice dell'Umana, quando poi appunto è mancato quel tipo di avversario ha avuto vita abbastanza facile San Martino servendo la palla in post basso e Melnica si dimostra anche precisa dalla lunetta e quindi riporta a +5 San Martino, 20 punti segnati in questo quarto che è entrato nell'ultimo minuto. Rientra Sandri al posto di Melnica nell'ultimo minuto, l'Umana Reyer ha messo in campo invece Anderson al posto di De Pretto, altra giocatrice con 2 falli così come Mari Gülish, solo 3 falli di squadra invece per la fila, oltre ai 5 punti di vantaggio e difesa a zona molto aggressiva per la squadra di coach Abbignente, l'accelerazione di Gaia Gorini che vede un varco e trova il potenziale gioco da 3 punti, attenzione perché forse il fallo è di Webb e se così fosse sarebbe il secondo per Webb o Sandri, no, il primo fallo di Sandri, comunque c'è il canestro di Gorini per il 17-20
e c'è un cambio anche alle viste per Lumana Reyer con Sara Madera al posto di Steinberga prima del tiro libero supplementare, primo fallo di Sandri che porta al bonus San Martino di Lupari, ma siamo a 38 secondi dal termine del primo quarto, dunque fa 1-1 intanto Gaia Gorini e dà almeno 2 a Lumana Reyer, 18-20, ma difficilmente, o meglio, avrà un'altra azione d'attacco Lumana Reyer, giustamente guardando il cronometro, quello dell'azione e quello della partita. Ancora Marshall che accelera, ma questa volta mette troppa foga nel tiro e dunque arriva l'errore e il possesso per Lumana Reyer con Bestagno che vede un varco, si infila e mette a segno il sottomano della parità parziale dell'Umana Reyer di 5-0 per rispondere al massimo vantaggio di San Martino. Ultimo possesso del primo quarto è comunque per la fila con Webb che si prende il tiro da 3 punti, esecuzione in splendido stile per Webb con Gaia Gorini che si mette a palleggiare, dunque perde l'opportunità dell'ultimo tiro. C'erano 5 secondi sulla tripla di Webb che manda le squadre al primo intervallo con la fila San Martino di Lupari avanti per 23-20 sull'Umana Reyer. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Allora, che analisi si può dare di questo primo tempo, Andrea? Brava l'Umana a rientrare in partita in questo finale, poi Webb comunque è ricacciato indietro e direi meritatamente ha fatto chiudere San Martino di Lupari in vantaggio questa prima frazione, perché la formazione padovana ha giocato davvero una buona partita, grande aggressività in difesa, quando poi è riuscita a muoversi in velocità è stata davvero difficile fermarla e come avevamo detto, soprattutto poi quando è uscita Gulic si è trovata anche ampi spazi sotto canestro. Sì, diciamo che forse ecco il fattore un po' che risulta determinante, che è un po' dipendente da Gulic in questa primi 10 minuti. Venezia si è ritrovata, è riuscita a portarsi al riaggancio, ma da un punto di vista di fluidità d'attacco un elemento come questo si è sentito quando poi è uscito dal parquet. Anche perché guardando la ripartizione dei punti, l'Umana Reyer, abbiamo detto, con Valeria De Pretto ha trovato i primi 2 punti delle italiane, poi sono arrivati 3 di Gorini e 4 di Bestagno, ma soprattutto nella fase in cui la partita è stata in equilibrio ci sono stati 5 di Henderson, 4 di Steinberga e 2 di Gülich. Sembrava aver fatto anche qualcosa di più, invece 2 punti e 2 rimbalzi, sembrava statistiche migliori, ma probabilmente nella tua analisi la condivido completamente, Andrea, anche se appunto le cifre dicono qualcosa di diverso, ma è probabilmente proprio anche l'impatto, la presenza in campo di Mari Gülich che crea dei problemi nella squadra di San Martino di Lupari. Umana Reyer che tira col 37% dal campo, arrivano adesso le statistiche. San Martino al 39%, 38% viene dato adesso nelle statistiche ufficiali che ci arrivano in mano, comunque cambia poco per quel che riguarda appunto l'Umana Reyer, 42% da 2, 25% da 3, 33% da 2, 67% da 3 di San Martino. A rimbalzo è 12-10 per l'Umana Reyer.
E adesso è tutto pronto per riprendere nel secondo quarto. Comunque la partita è assolutamente in bilico, con 3 punti di vantaggio grazie alla tripla finale di Webb trovati dalla fila, ma si riparte con il pallone nelle mani dell'Umana Reyer, che inizia da Martina Kaceric. Attenzione al fischio da parte degli arbitri, c'è stato un contatto lontano dalla palla tra Kiss e Bestagno, ma il fallo fischiato è quello di Beraldo proprio sulla invece palla, e dunque rimane in fase d'attacco l'Umana Reyer sotto di A3, 9,50 da giocare, ancora 14 secondi per l'azione di tiro, ma Kaceric l'assist per Madera che fa saltare 2 avversari. Gran giocata, questa è una 2000 Sara Madera, va ricordato, perché ormai siamo abituati a vederla da aggregata l'anno scorso alla prima squadra. Quest'anno ha firmato il proprio contratto con la prima squadra, mentre Kiss sbaglia ma va a recuperare il rimbalzo, ma sta crescendo moltissimo la giovane livornese. L'attacco di Kiss marcata da Bestagno che regge l'impatto, recupera poi il rimbalzo alla palla del sorpasso Umana Reyer con Gaia Gorini che si arresta sulla lunetta, serve per Sara Madera, marcata da Sandri che ovviamente la conosce benissimo avendo vestito la stessa maglia fino a qualche mese fa. Va Gaia Gorini, vede un varco, 7 secondi, 6, penetra, scarica, la finta di Bestagno che poi si prende il tiro da fuori, arriva l'errore, il rimbalzo è di Martina Sandri che apre il palleggio, poi va da Monica Tonello, lo schema chiamato dalla capitana di San Martino. Ora Sandri per Webb, il blocco di Sandri che riceve sul pick and roll e trova il canestro, forse anche sbilanciata Martina Sandri, riesce comunque a trovare l'equilibrio e il canestro che ridà i 3 punti di vantaggio sul 25-22 alla fila. Kaceric batte Beraldo, poi attacca in controtempo, arriva all'errore, il rimbalzo di Jasmine Kiss con il tentativo di recupero di Kaceric, lo scarico Beraldo, poi Tonello, la tripla aperta della capitana di San Martino, arriva all'errore, arriva il rimbalzo di Bestagno, poi Gorini a guidare la controtransizione dell'Umana Reyer, già schierata la difesa di San Martino, chiama lo schema, pronta ad entrare, intanto c'è Carangelo, gioco a 2 con Bestagno, la palla deviata da Jasmine Kiss. I tifosi di San Martino chiedevano il pallone, per me invece forse c'era anche fallo di Kiss, a dirla tutta. Sì, era un po' ostacolato qua dal monitor, però sì, sicuramente il fallo poteva starci e secondo me appunto l'ultimo tocco è stato di Kiss, quindi giusta la decisione arbitrale. Ritorna in campo Carangelo al posto di Gorini, l'attacco dell'Umana Reyer con 5 secondi per l'azione di tiro. Jolene Henderson va in girata, arriva l'errore, la palla esce dal campo per San Martino, sono rientrate invece Tognalini e anche Marshall e dunque ritorna anche la bocca da fuoco di San Martino con la maglia numero 15 e va in cabina di regia perché è uscita dal campo Tonello, pronta ad entrare anche Annette Steinberga per l'Umana Reyer, ma San Martino sul +3 ha anche il possesso nelle mani di Tognalini, consegnato per Marshall, poi ci prova ancora Webb e sempre da quella mattonella Webb mette un'altra tripla, nuovo massimo vantaggio per San Martino, 22-28 +6 per la squadra di coach Abiniente. Madera, il palleggio aperto e chiuso dalla numero 18 che poi sbaglia il passaggio per Kaceric, la transizione di Marshall, ancora il gioco a 2 ma riesce a ripiegare la difesa dell'Umana Reyer. Webb in controtempo, arriva un cross, diventa un assist e alla fine capitalizza al massimo un contropiede gestito male da formazione di San Martino di Lupari, ma intanto è +8 e c'era anche il tiro libero supplementare. Sì, qui fortunoso davvero l'azione di San Martino di Lupari che aveva bloccato la transizione in contropiede, poi era arrivato questo tiro sballato, però come giustamente hai detto tu ha capitalizzato al massimo perché è arrivato sia il canestro sia il tiro libero e Venezia con le italiane praticamente, perché ce ne sono 4 in campo, fatica a tenere il passo di San Martino di Lupari che ha preso un po' il largo e adesso siamo 31-29 a 22 scusa, 22, quindi serve assolutamente rientrare a contatto. La partita è lunga ma l'inizio in questo momento è sicuramente in mano alle giocatrici in maglia giallo-nera. È rientrata in campo Annette Steinberga per Umana Reyer ed eccola qui la Lettonen al tiro dalla media distanza, ce l'ha quel tiro, lo mette Steinberga per il 24-31 +7 per San Martino di Lupari, pronta ad entrare anche Mari Gulish per l'Umana Reyer. Jasmine Kiss con il palleggio, marcata da Bestagno, una serie di cambi di direzione sotto mano di Kiss,
gran giocata qui da parte del centro di San Martino ed è 24-33, torna più 9 la formazione di coach Abiniente, pronta ad entrare anche Melnica per la fila, lo scarico per Anette Steinberga, la tripla aperta e la mette Anette Steinberga. 5 di fila viene dato da 2 punti, quindi 4 di fila, comunque un tiro aperto che ha fatto bene a prendersi Anette Steinberga. E sale a 8 punti, sale a 26, Lumana Reiermann è a 7 di ritardo rispetto a San Martino, a 6 minuti ancora da giocare, palla sotto, l'anticipo di Steinberga, recupera il pallone Sandri, aggredita proprio da Steinberga, lo scarico per Tognalini che si becca la stoppata da parte di Martina Caceric, arriva l'infrazione di 24 secondi, gran difesa, Caceric sta diventando una delle migliori difensori del campionato. Sì, qui è stata bravissima a intuire che la giocatrice avrebbe immediatamente tirato, e comunque è buona la difesa dell'Umana, che è riuscita appunto a mettere grande pressione su San Martino. È chiaro che questa è la chiave ora per cercare di recuperare e stringere le mani in difesa da parte della formazione di Liberalotto. Mosse contro mosse, perché se entra Gülich rientra anche Melnica, dunque 2 centri di peso per le due squadre che sono separate in questo momento da 7 punti di scala, doppio palleggio Anderson ma riesce a mantenere il possesso, poi c'è Steinberga, riconsegna all'americana ex di Schio, sbaglia la tripla ed è Sandri a prendere il rimbalzo per la fila che porta avanti palla oltre metà campo con Marshall, marcata da Caceric, ancora Sandri che riceve, si prende il tiro da 3 punti, sfortunata qui ma bravissima Marshall a prendere il rimbalzo offensivo, a dare l'extra possesso alla fila. Ci avviciniamo alla metà del quarto, ancora gioco alto-basso e questa volta Sandri sbaglia nel gancio all'appoggio al tabellone e dunque l'Umana Reyer non paga dazio, sì, rimangono 7 punti da recuperare per la squadra di coach Andrea Liberalotto. Ancora un bel gioco, questa volta Carangelo Gülich, il recupero di Melnica, arriva all'errore Tognalini a guidare la transizione poi è Sandri che serve per Webb, spalle a canestro Melnica, marcata da Gülich che lo ricordiamo ha 2 falli, prova a sfruttare il mismatch favorevole, poi Tognalini va dentro, ancora una difesa di Caceric che la costringe all'errore, poi il rimbalzo è di Anette Steinberga che finge di prendersi il tiro, poi si arresta, scarica per Carangelo, va alla capitana da 3 punti, arriva l'errore, il rimbalzo è nelle mani di Webb con Gülich che le strappa il pallone, applaude il coach Andrea Liberalotto, resta in attacco l'Umana Reyer, Anderson tripla aperta, la mette Jolene Anderson e a questo punto il time out è per San Martino, non per il -4 ma perché obiettivamente non sta gestendo benissimo le ultime azioni la fila, buon per l'Umana Reyer. Sì, qui proprio una sciocchezza da parte della giocatrice padovana che non si è accorta che Gülich le stava arrivando alle spalle, gliela soffiata e diciamo per i colori rogranata certamente una palla importante, perché ha permesso dopo tanti tentativi di riuscire a trovare il canestro dalla lunga che è mancato parecchio in questa prima parte di gara e che può essere un'arma appunto per ricucire il divario con San Martino di Lupari. San Martino di Lupari che ha segnato 33 punti così distribuiti, 11 di Marshall, 9 di Kiss, 6 di Webb, 2 di Sandri, 3 di Melnica e 2 di Tognalini. Per l'Umana Reyer 29 punti sono arrivati, 8 da Anderson, 8 da Steinberga, 2 da Depretto, 2 da Gülich, 3 da Gorini, 2 da Madera e 4 da Vestagno. Le squadre vengono richiamate sul parquet a 4:18 dal termine del primo tempo, con San Martino che comunque mantiene 4 punti di vantaggio. L'Umana Reyer è riuscita a contenere i falli, anche se anche San Martino ne ha speso uno solo in questo quarto, così come l'Umana Reyer, dicevo contenere perché le uniche 2 giocatrici che hanno speso 2 falli fino a questo momento sono 2 orogranata, entrambe dello starting 5, Mari Gülich che è ancora in campo e Valeria Depretto che invece al momento è in panchina. Il time out chiesto al coach Abiniente, si riparte dalla rimessa dal fondo affidata alle mani di Tognalini, pressing almeno accennato inizialmente dall'Umana Reyer con Webb che ha di fronte Deborah Carangelo, la capitana dell'Umana Reyer, riesce a rallentare l'attacco di San Martino che comunque va oltre la metà campo. Gülich si avvicina al recupero e poi il recupero secondo me arriva proprio per le mani di Jolene Anderson che attacca il ferro, il sottomano sfortunato, il rimbalzo è di Marshall, buona comunque la difesa dell'Umana Reyer, sta mettendo aggressività, qui anche troppa, c'era il fallo probabilmente di Carangelo, gli arbitri lasciano proseguire, sbaglia San Martino 2 volte dopo rimbalzo offensivo di Melnica.
il recupero di Carangelo probabilmente andava sanzionato, gli arbitri hanno comunque lasciato proseguire, si rimane sul -4 per l'Umana Reyer. Anderson, palla sotto per Gülich che in qualche maniera la controlla, viene raddoppiata e c'è il fallo di Melnika che scuote la testa. Sì, c'era il fallo assolutamente, nonostante dica di no, ma c'era onestamente anche dall'altra parte. Sì, c'era onestamente dall'altra parte, diciamo non di cattiveria, praticamente non è riuscito a tenere il passo Carangelo e c'era fallo, e qui ha preso anche una botta Gülich, per cui il fallo ci stava tutto. Peccato per quel contropiede che ovviamente anche da un punto di vista emotivo era importante mettere a segno, è arrivato invece comunque solo il ferro. Qui bella rimessa, troppo bassa, vediamo infatti che Kacerix dice alla compagna sì, ok, non puoi mettermela sotto il ginocchio. Ha cercato di accelerare Deborah Carangelo e di più non poteva fare oggettivamente Kacerix. Rimane +4 per San Martino a 3:23 dal termine del primo tempo. È rientrata in campo Monica Tonello per la formazione di coach Abbignente. Eccola qui la capitana di San Martino che va da Melnika, marcata da Gülich. Deve stare attenta Gülich a non spendere il terzo fallo nel duello. Poi il tiro sbagliato da Sandri, il rimbalzo è nelle mani di Deborah Carangelo che guida la transizione, va ad altissima velocità e poi trova il fallo da parte di Tonello, mezzo passo laterale, giusto anche questo fischio arbitrale. Qui non si lamenta la capitana di San Martino. Primo fallo di Tonello, terzo di squadra per la fila. Tutte giocatrici con un solo fallo per San Martino di Lupari. L'unica tra le giocatrici schierate che non ne ha commessi è Tognalini, le altre tutte un fallo, non sono entrate ancora Fietta e Profaiser. Kacerix, eccola qua Tognalini, siamo al bingo possiamo dire, tutte con un fallo e bonus però adesso speso per San Martino di Lupari. Con l'Umana Reyer invece era un solo fallo a 3 minuti dal termine del primo tempo e si riparte con la rimessa di Martina Kacerix. Jolene Anderson ha di fronte Webb, arriva il blocco di Gülich, il pallone scaricato nelle mani di Kacerix, anche qui ci stava forse un fischio su Tognalini, arriva l'errore, arriva il fallo di Melnika. Bellissimo sorriso di Melnika, ma non basta per cominciare l'arbitro, l'unico maschio da non dare i 2 tiri liberi a Gülich. Sì, tra l'altro c'era onestamente sicuramente il fallo nell'azione di tiro precedente. Qui appunto come dicevamo prima, Gülich al di là delle statistiche è una presenza in difesa, perché ha tenuto molto bene Melnika nei suoi movimenti in post basso, ed è una presenza anche in attacco, perché comunque lotta per il rimbalzo e come in questo caso magari poi arriva anche il fallo e arrivano 2 tiri liberi che mette a segno entrambe e quindi riporta a -2 Venezia. E adesso Gülich va in panchina, rientra Martina Bestagno, ma intanto Gülich ha portato a 2 falli anche Melnika. Rientra in campo Jasmine Kiss al posto di Sandri per la fila, che è ancora in vantaggio ma questa volta solo di un possesso. Tonello va a velocità doppia rispetto a Carangelo, serve per Tognalini. Poi il possesso di Melnika, la riapertura per Tognalini che chiude il palleggio, va da Kiss, marcata da Kacerix. C'era un mismatch favorevole per San Martino, ancora una volta Martina Kacerix riesce a mettere la pressione giusta e arriva allo scarico direttamente in panchina a San Martino e ovviamente Abbignente va a chiamare il secondo time out, perché adesso sì la partita si sta riaprendo. Ricordiamo che San Martino ha avuto un margine di 9 punti, da quel margine dal 22 a 31 il parziale dice 9-2 per l'Umana Reyer. Sì, brava l'Umana a non disunirsi in un momento un po' di difficoltà e a mantenere la calma e ricucire un po' alla volta, soprattutto grazie a una grande difesa, l'abbiamo visto in questo caso ma anche in un paio di azioni precedenti. Come dicevi tu, Kacerix è diventata davvero molto brava nel mettere pressione alle avversarie e quindi l'Umana ha davvero la possibilità di rifarsi sotto, come era un po' accaduto nel primo quarto nel finale di tempo. Vediamo qualche azione, questa è la tripla che diventa un assist e questo è il canestro, se non vado errato, no non è questo il canestro del massimo margine per San Martino, ma comunque diciamo che dall'ultimo canestro qui, eccola qui, Kiss che trova il sottomano, comunque diciamo che dal massimo margine appunto un po' è cambiata la partita, con l'Umana Reyer che sta crescendo progressivamente pur tirando ancora con il 35% dal campo, ha adesso però il possesso per cercare il pareggio o in caso il sorpasso, in caso ovviamente il tiro da 3 punti.
Carangelo e Tonello, un bellissimo duello tra le due capitane in cabina di regia. L'uscita di Anderson in difficoltà, Carangelo serve adesso alla propria numero 3, Carangelo fa una finta, poi si prende il tiro da 3 punti che diventa un assist. Steinberga si stoppa con il tabellone e c'è la richiesta di infrazione di 24 secondi, corretta in questo caso. Sì, perché non ha toccato il ferro, ha toccato solo la struttura e il pallone. È la stessa brava giocatrice Lumana a raccattare questo pallone, mentre vediamo che l'arbitro conferma che c'era l'infrazione. Siamo assolutamente d'accordo su questa decisione, anche se formalmente il pallone era uscito prima dello scadere dei 24, ma ovviamente si guarda, attenzione, un tecnico che arriva, non ho capito se alla panchina dell'Umana Reyer, no, alla panchina di fila San Martino. Adesso ricordiamo che con le nuove regole la rimessa sarà comunque per San Martino, però un'ingenuità qui di Avvignente. Anderson ovviamente fa 1 su 1, adesso si riparte con la rimessa per San Martino. Sì, la cosa è un po' strana perché appunto il pallone era stato assegnato a San Martino, per cui non si capiscono troppo le proteste, mentre ora sta parlando con il tavolo l'arbitro, quindi comunque un punto di distacco grazie a questo libero. E ci avviciniamo agli ultimi 2 minuti del primo tempo, 3-2 Umana Reyer, 3-3 fila l'attacco di San Martino con Kiss che va via, Steinberga scarica per Tognalini, pallone di ritorno alla numero 11 marcata da Anette Steinberga, ancora un gran movimento da parte di Jasmine Kiss per il 32-35, si riprende 3 punti di vantaggio San Martino, doppia cifra anche per Kiss a quota 11, bell'assist qui di Carangelo per Steinberga che sbaglia, poi prende il rimbalzo e trova alla fine il canestro nuovamente del -1 per l'Umana Reyer, 3-4, 3-5, 100 secondi scarsi. Carangelo va a spendere il primo fallo, l'Umana Reyer ne ha in abbondanza da spendere perché è appena il secondo di squadra nel quarto. Primo fallo invece personale per la capitana dell'Umana Reyer e è pronta a rientrare Marshall, una delle principali bocche da fuoco per San Martino, prende il posto di Webb, rimane in fase d'attacco la fila sul 35-34, un punto di vantaggio per San Martino che riparte proprio dalle mani di Marshall, va vicino al recupero Steinberga su Kiss, poi l'accelerazione di Marshall che ovviamente ha ricaricato le batterie in panchina e ne trova subito giovamento trovando il sottomano del 37-34 più 3 nuovamente per la fila. Bestagno, il pallone per Carangelo, l'uscita di Anderson che riceve, adesso di fronte Marshall, si prende il tiro, Anderson è un tiro troppo dritto, poi lotta a rimbalzo Anderson ma la palla viene strappata da Tognalini, ultimo minuto, più 3, palla in mano per la fila, si va da Jasmine Kiss che ha di fronte Martina Bestagno, ancora un duello tra le due, l'incrocio di Kiss che trova un canestro dalla difficoltà enorme, Andrea. Sì, qui forse, anzi forse più che forse, c'era anche un fallo a favore di Kiss che è stata brava a trovare appunto l'equilibrio e purtroppo anche Kiss riesce con Bestagno a trovare la posizione sotto canestro, sono arrivati 2 canestri di pregevole fattura da parte dell'americana che è riuscita a muovere benissimo il piede sul piede perno e trovare 2 ottimi canestri che ricacciano un po' l'Umana che si era portata a -1, siamo tornati a -5, sicuramente non vuole mollare la formazione ospite. Qui vediamo un tiro veramente difficile perché era 1 metro oltre la linea 3, quindi vediamo Kiss che si fa spazio e poi un buonissimo gancetto che entra facilmente. Qui Marshall che approfitta del tentativo di anticipo che non è andato a segno e a quel punto lei in velocità è infermabile. 10 di Steinberga, 9 di Anderson, 2 di De Pretto, 4 di Gulish, 3 di Gorini, 2 di Madera e 4 di Bestagno per l'Umana Reyer. In questo primo tempo per San Martino ce ne sono 13 di Kiss, 13 di Marshall, 6 di Webb, 2 di Sandri, 3 di Melnica e 2 di Tognalini.
51 secondi ancora da giocare, come giustamente dicevi Andrea, ha ripreso 5 punti di vantaggio San Martino dopo che Lumana Reyer era riuscita a rimontare dal -9 al -1, adesso ovviamente paga un po' anche lo sforzo della rimonta, ma nell'ultimo minuto ovviamente il coach Andrea Liberalotto ha voluto riorganizzare le idee per andare all'intervallo col minimo svantaggio possibile. Annette Steinberga, difesa comunque molto aggressiva della fila, Carangelo per Steinberga che ci prova da 3 punti, la tripla di Annette Steinberga, 3 punti che valgono il -2 per Lumana Reyer. 37-39, non può arrivare fino alla fine perché c'è una discrepanza di 5 secondi tra il cronometro relazione e quello della partita San Martino, anche se Lumana Reyer ha anche 2 falli da spendere. Kiss, l'incrocio 7 secondi, 6 per l'azione di tiro, palla sotto per Melnica, arriva il fallo di Bestagno, mancavano 5 secondi per l'azione di tiro, è il secondo fallo di Martina Bestagno. Il terzo di squadra dunque non si andrà in lunetta, rientra Sandri al posto di Melnica, ovviamente dotata di un miglior tiro l'ex dell'Umana Reyer. Umana Reyer che ha un altro fallo da spendere, a questo punto le conviene anche utilizzarlo perché non c'è più quella discrepanza tra il cronometro dell'azione e quello della partita che avrebbe dato un ulteriore attacco all'Umana Reyer. Kiss, gran movimento, no, così spenderlo così no, perché terzo fallo di Pestagno, canestro di Kiss, tiro libero supplementare, peggio di così non poteva andare. Sì, gestito male, è stata brava Kiss, soprattutto a riuscire ad arrivare al tiro, mentre era totalmente sbilanciata. Purtroppo Bestagno non riesce a tenere il passo con i pivot avversari. Sia Kiss che Manica hanno vita abbastanza facile, qui per fortuna sbaglia il libero, ma sicuramente gestita molto male questa ultima azione difensiva. Ultimi 2 secondi per l'Umana Reyer con Carangelo che lancia una preghiera, va sopra il tabellone e dunque al primo intervallo il punteggio è Umana Reyer 37, fila San Martino 41. Noi ci sentiamo per raccontarvi i secondi 20 minuti. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Amici sportivi, ben ritrovati da Alberto Minazzi e Andrea Manzo, Pallasport Tagliercio. Mancano 3 minuti alla ripresa del match tra l'Umana Reyer Venezia, caponista del campionato di Serie 1 in battuta, che sta trovando sicuramente un'avversaria degna di tal nome nella fila San Martino di Lupari. Non a caso le padovane, come vedete dalla sovraimpressione, sono avanti 37-41 nel punteggio dopo i primi 20 minuti. San Martino, che lo ricordiamo, nell'ultima giornata ha battuto
soprattutto Schio nell'altro derby e sta confermando le ottime cose anche in questa partita. Ha toccato anche un margine di 9 punti la formazione di coach Abbignente, Umana Reyer che ha fatto valere la propria il proprio tasso tecnico per rientrare fino al -1, ma poi nel finale, trascinata soprattutto da una Kiss da 15 punti, la formazione della fila si è ripresa questi 4 di margine che sono attualmente sul tabellone del Tagliercio. Andrea, un po' provato a sintetizzare così il primo tempo, guardando invece le cifre che cosa ci può aggiungere? Beh, diciamo che le statistiche ovviamente sono leggermente favorevoli per San Martino, che tira col 42 e il 42 da 3 contro il 37 da 2 e il 30 da 3 di Venezia, ma forse il dato statistico che mi ha colpito di più è il fatto che i punti segnati in area da Venezia sono 12, i punti segnati in area da San Martino ai Luperi sono 24, ovvero il doppio, a conferma che soprattutto quando Gulic è rimasto in panchina, Bestagno in particolare ha fatto davvero fatica sia con Kies sia con Melnica e loro hanno avuto vita abbastanza facile in questo senso, anche tanti punti da seconda opportunità, 8 contro i 2 di Venezia, quindi una presenza più costante e importante da parte di San Martino sotto le planche. Per contro il tiro da 3 non è riuscito per Venezia un po' a riequilibrare le cose, questo spiega questo divario. Chiaro, sono 4 punti, non c'è nulla di compromesso, però sicuramente in questo momento e in questa prima fase della partita l'inerzia è stata nelle mani di San Martino. Nel quintetto dell'Umana Reyer già in campo, lo vedete inquadrato, adesso inquadrate le giocatrici in maglia giallonera della fila San Martino. Rispetto allo starting five del primo tempo c'è Gaia Gorini al posto di Deborah Carangelo in cabina di regia, torna in campo anche Valeria De Pretto che ha 2 falli, così come Marie Gulic. 3 falli invece per Martina Bestagno, a testimonianza appunto delle difficoltà che la numero 4 dell'Umana Reyer sta provando nel contenere le lunghe di San Martino. Per San Martino appunto 2 falli di Melnica come giocatrice più gravata di infrazioni. Starting 5 di San Martino che vede Tonello, Webb, Kiss, Marshall e Sandri, dunque confermato invece in questo caso il quintetto deciso da coach Larry Abbignente, e si comincia allora con il possesso per la fila che parte proprio da Kiss. Il consegnato per Tonello, la capitana di San Martino costruisce per Marshall, sotto per Kiss controllata da Gulic che prova a farle sentire la stazza, lo scarico per Webb, ancora Jasmine Kiss con la partenza di incrocio, l'arresto, lo scarico per Tonello, linea di fondo battuta Gorini, lo scarico per la tripla che arriva allo scadere dei 24 ma non colpisce assolutamente nulla di Marshall, e dunque il possesso per l'Umana Reyer per cercare di riavvicinarsi a Annette Steinberga. Va via Martina Sandri, gran giocata qui da parte di Steinberga che raggiunge anch'essa quota 15 punti, ma soprattutto dà il -2 all'Umana Reyer. Il pallone nelle mani di Webb che ha colpito con un paio di triple chirurgiche l'Umana Reyer. Sandri, il pallone per Marshall che va via a De Pretto, si trova Steinberga lungo la strada e viene convalidato il canestro. Siamo al limite qui Andrea, perché Steinberga secondo me era sufficientemente ferma, ma per gli arbitri no. Sì, beh, le hanno stretta a sandwich onestamente, per cui in qualche modo comunque l'hanno condizionata fisicamente, è stata anche fortunata, abbiamo visto il pallone danzare sul ferro per qualche secondo prima poi di ricadere, quindi dando i 2 punti il tiro libero aggiuntivo a Marshall. Marshall dalla lunetta fa 1-1, completa il gioco da 3 punti, dunque riprende 5 di margine la fila, 3-9, 4-4, arriva a quota 16 Marshall e Gorini, marcata da Tonello, superare la metà campo, serve per Gulic, poi Steinberga che si fa portare via palla da Sandri, ancora una contesa con la palla nelle mani della fila, la transizione di Webb, il cambio difensivo, attenzione a Kiss marcata da De Pretto, subito cercata da San Martino. Brava Valeria De Pretto a difendere su Jasmine Kiss, il rimbalzo di Gaia Gorini che vede un varco, va su la stoppata di Kiss e 2 tiri liberi in arrivo, anche qui forse qualcosa da ridire Andrea. Sì, bisogna capire appunto, è stato difficile da qui vedere se ha preso il Tonello comunque, quindi può starci. Sì, comunque
difficoltà ancora per Venezia, comunque con la grinta sta cercando di rimanere in No, adesso è stato partita. corretto, Ok, il fallo di Kiss. sì, no, infatti, quindi probabilmente ha preso anche la mano, da qui era difficile vedere quanta mano e quanta palla, evidentemente gli arbitri sono più vicini di noi, hanno avuto la possibilità di vedere meglio e Gorini punisce. Una delle statistiche in cui Venezia funziona è il tiro libero, perché ha 100% fino ad ora. Vedremo il prossimo giro dalla linea carità, un'altra stoppata di Mari Gülic, ma brava Marshall a recuperare il pallone, e attenzione all'uscita di Gülic al limite anche in questo caso, il bel movimento di Marshall. Gülic, l'abbiamo detto, è un fattore, al di là delle stoppate anche qui fa sentire veramente le sue Sì, qui si è fatta sentire, impedisce quel gioco in post basso che Keys aveva avuto per esempio nella prima frazione. È importante, appunto, ha anche rischiato il fallo prima, quindi deve stare molto attenta a non uscire per falli. Gorini rimane comunque quota 2, Gülic che adesso viene servita sotto, prova il rovesciato su Kiss che regge, poi cade a terra, la palla recuperata da Mari Gülic. Gorini vede un varco, si prende il tiro con l'arresto, l'errore, poi la palla recuperata dalla playmaker della nazionale italiana, la palla nelle mani di Valeria De Pretto che chiama lei, lo schema marcata da Tonello, il gioco a 2 con Gülic che non riesce ad agganciare il pallone, peccato perché qui la giocata è stata costruita nel migliore dei modi, non però finalizzata. Sì, bella l'idea, purtroppo il passaggio non era perfetto e Gülic non è riuscita a controllarla, peccato perché quando c'è magari la possibilità di rifarsi sotto, Venezia un po' spreca. E adesso in fase difensiva deve tornare a far sentire l'Umana Reyer, Tonello marcata da Gorini, poi è Kiss, ancora una volta va su, ma arriva il recupero di Steinberga che la costringe all'errore. Adesso sta sbagliando qualcosa anche Kiss, che è stata sicuramente la migliore del primo tempo dell'intera partita. Gorini ha ricevuto il consegnato da Steinberga che poi si fa vedere sotto canestro sul cambio difensivo accettato da San Martino. Arriva il fallo di Jasmine Kiss, terzo fallo personale, fischio importantissimo. Sì, molto importante, appunto perché come dicevi è stata certamente una dei giocatori più efficace, infatti viene subito richiamata in panchina ovviamente. Brava Steinberga, che è sicuramente quella che ha più voglia, tra virgolette, che lotta un po' più di tutti, la miglior marcatrice ma anche la miglior rimbalzista dell'Umana finora. De Pretto ovviamente si attende molto anche da lei, la formazione di coach Andrea libera l'otto, servita a Mari Gülic che va a attaccare, Melnica sbaglia la tedesca, la palla è strappata da Tognalini, anche lei tornata sul parquet assieme a Melnica nel doppio cambio deciso da Lerria Vigniente. In precedenza c'è il fallo in attacco di Melnica, terzo fallo anche per Melnica, terzo di squadra per San Martino di Lupari, un po' di nervosismo, è un derby e si vede. Sì, questo è un altro fallo importante perché appunto stanno aggravandosi di falli i due centri di San Martino e abbiamo visto quanto importanti siano stati in questa prima fase, per cui davvero un momento fondamentale della partita. Supera la metacampo Gorini, ancora sul -3 il possesso, qui la difesa al limite ancora da parte di Sandri su Steinberga, poi è Gülic sul perimetro dove non è pericolosa, consegna per Jolene Henderson, lei sì che può mettere anche questa tripla ma la sbaglia, segue per recuperare il rimbalzo, sta fallendo troppe volte, lo hai detto anche tu Andrea, la palla per il riaggancio o comunque per riavvicinarsi Romano Reyer. Sì, sono quei aspetti psicologici che poi alla fine all'arco di una partita sono importanti, perché poi vive anche di momenti e quel momento in cui si potrebbe anche provare a recuperare l'abbiamo sempre sprecato. Sono più di 2 minuti che non si segna sul parquet del Tagliaccio, resta più 3 la fila in attacco con Tognalini, poi è Melnica, servita a Tonello, marcata da Gorini, cambio di direzione, lo scarico, adesso è Melnica all'1 contro 1 con Gülic, la stoppata ancora di Mari Gülic, la rimessa di Melnica però con soli 2 secondi a disposizione della formazione di San Martino di Lupari per prendersi il tiro, un'altra stoppata di Gülic, il dato sarà da guardare alla fine Andrea. Sì, ma come avevamo detto una presenza importante sotto le planche. Tonello per Sandri che batte Steinberga ma arriva un cross più che un tiro, la palla ancora recuperata da Gorini che va alla transizione, serve per Gülic che va su e porta a casa il quarto fallo di Melnica e il bonus a 5,54 da giocare, un'altra giocata ancora vede protagonista Mari Gülic.
Sì, ovviamente appunto nell'economia della partita queste sono situazioni che possono costare caro, infatti rientra Kiss, ma anche lei è gravata di 3 falli con Gulic che sta diventando un vero incubo per le giocatrici di San Martino. Ora sporca la statistica del tiro libero Gulic, ma appunto Pareva quasi me lo sentissi. sì, comunque sì, momenti importanti che a lungo termine potrebbero diventare fondamentali per il recupero dell'Umana, che adesso si porta a -2. 4-2, 4-4, il primo errore dei tiri liberi dell'Umana. Reyer Gulic dal campo è 1 su 6, però nonostante è una delle giocatrici fondamentali in questa partita nel tentativo di rimonta dell'Umana. Reyer capolista contro una comunque fortissima fila San Martino. Bella la partenza di Marshall con forse un contatto con Gorini non fischiato, come non viene fischiato quel contatto tra Tognalini e Steinberga. Gli arbitri comunque stanno adottando un metro costante sia sul lato che sull'altro del campo, lo diciamo sempre Andrea, l'importante è quello che non ci sia disparità di metro. Può piacere, può non piacere, a me personalmente non piace tutta questa serie di contatti, però ci sta. E anche qui ad esempio poteva starci il fischio contro Martina Sandri, ma ci sta nell'economia decisa dagli arbitri. Adesso il cambio per San Martino, che rimette in campo Webb al posto di Tonello. La capitana va dunque in panchina, vedremo chi sarà a costruire il gioco per San Martino. Sono già praticamente tutte in avanti tranne Marshall, che viene adesso incaricata della costruzione dell'attacco della fila sul +2. Martina Sandri, il taglio di Kiss, poi la palla rimane sul perimetro per Webb, riceve Tognalini, Marshall, poi è Sandri che ci prova da 3 punti, è un cross ma c'è a rimbalzo Tognalini, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, si prende il tiro Jasmine Kiss, è una preghiera e c'è l'infrazione di 24, sta alzando anche l'intensità difensiva l'Umana Reyer. Sì, non è la prima occasione in cui San Martino si ritrova al termine dei 24 secondi con un difficile soluzione d'attacco. È la chiave fondamentale per cercare di ricucire. Che si tira poi col 33% dal campo. Esatto, no, è chiaro che è anche però uno sforzo fisico e psicologico, quindi questo è anche importante nell'economia della gara. Altra palla per il possibile riaggancio del Reyer, che va a cercare ancora Mari Gulic, la difesa di Kiss, poi il tocco di Tognalini, resta in attacco l'Umana Reyer con 11 secondi sul cronometro dell'azione e 4,34 su quello della partita, con -2, 42-44 il movimento di De Pretto che libera il passaggio per Gulic, nuovamente la palla restituita alle mani di Gorini. Steinberga si prende la tripla per il sorpasso, è un cross ma c'è il rimbalzo e canestro di Jolene Henderson, un po' quello che era successo nel primo tempo per San Martino. Esatto, restituito quel tiro cross che Marshall aveva concretizzato nel primo tempo. E si riparte dunque dalla parità, doppia cifra anche per Jolene Henderson a quota 11 sui 44 dell'Umana Reyer. Webb, il pallone che arriva sotto a Kiss, bel pallone per Marshall, il fallo di Jolene Henderson, ma qui ancora Kiss che dimostra di essere un lungo ma con una visione di gioco impressionante. Sì, non solo brava nei movimenti in post basso, grande appunto visione, ha servito il taglio sotto di Marshall che ovviamente è arrivata fino al canestro, poi subendo fallo, ma comunque bella azione di San Martino che dimostra comunque di essere un'ottima squadra, non a caso è tra il gruppo che sta inseguendo l'Umana in classifica. E si riporta in vantaggio la fila, 45-44 a 4-0-3 dal termine del terzo quarto, rimane 45-44 perché fa 1 su 2 Marshall e dunque l'Umana Reyer ha in mano il pallone per cercare di portarsi in vantaggio. È da tanto che non vediamo avanti le Oro Granata in questa partita, hanno fallito più volte l'occasione del riaggancio o del sorpasso, adesso hanno la tripla nelle mani di Annette Steinberga che è corta, la lotta a rimbalzo con il fallo fischiato a Steinberga. Siamo lontani, ci può stare, probabilmente ha fatto un hooking, Andrea. Sì, diciamo che aveva visto che il pallone le era uscito dalle mani corto, anche importante, aveva visto che il pallone era corto, quindi ha cercato di recuperare il proprio rimbalzo, ma aveva la giocatrice avanti e ha spinto per cercare di prendere spazio. Per stare attenta a Steinberg che adesso è andata ad aggredire su Sandri, il tiro di Tognalini che colpisce lo spigolo del tabellone, pronte ad entrare Caceri che Carangelo, un'altra opportunità per l'Umana Reyer per riportarsi in vantaggio. Gaia Gorini per ancora Annette
rete, Steinberga che ha di fronte Martina Sandri, cambio di direzione, l'assist che non arriva nelle mani di Gülich, la rimessa, 3:18 alla fine, 8 secondi per l'azione di tiro, sono pronte a rientrare Carangelo e Kacerik, prendono il posto di Debretto e Golini, cambio abbastanza lineare possiamo dire. Sì, pari ruolo, rischia Liberalotto di tenere Steinberga in campo, che però è una giocatrice molto intelligente, per cui sa di avere 3 falli e probabilmente, pur rimanendo molto aggressiva, starà un po' più attenta adesso. Pronta a rientrare anche Martina Bestagno, ma intanto si continua con questi ultimi 8 secondi dell'azione, l'assist e Jolene Henderson che sbaglia un tiro non da lei, poi riprende il ribalzo, risbaglia. Strano vedere Jolene Henderson sbagliare queste conclusioni, era il canestro del possibile sorpasso, invece resta avanti la fila, 3 minuti da giocare, attenzione a Kiss, marcata da Steinberga, il pallone nelle mani di Tonello che è entrata in campo al posto di Marshall, ancora la capitana di San Martino, linea di fondo, il recupero di Mari Gülich, la palla concretizzata da Carangelo che va veloce alla transizione, vede un varco, scarica per Henderson, ancora Carangelo, la tripla aperta della capitana sul primo ferro, tagliata fuori da Tognalini, Gülich e ancora una volta purtroppo l'Umana Reyer non riesce a tornare avanti nel punteggio. Buon per San Martino che deve cercare di ritrovarsi in attacco in questo secondo quarto, vi darò dopo la statistica perché adesso sicuramente arriverà un canestro, no, sbaglia anche Webb, l'ultimo canestro dal campo di San Martino risale a 7 minuti fa. Era il canestro del 44 a 39, adesso è 45 a 44, segnato solo un libero San Martino che adesso rischia di essere punita dalla tripletta di Kacerik, l'errore, il rimbalzo di Tognalini, non che l'Umana Reyer abbia segnato molto di più, anzi adesso va anche a spendere il fallo del bonus, punteggio bassissimo in questo quarto, ma soprattutto San Martino ha abbassato quell'intensità che aveva avuto nel primo tempo. Sì, però non siamo riusciti ad approfittarne, come dicevamo appunto tutte le volte che abbiamo avuto il pallone in mano per il sorpasso abbiamo fallito, e questo da un punto di vista ovviamente psicologico conta molto, proprio non riuscire a punire San Martino in un momento di difficoltà potrebbe ritorcersi contro, comunque esce anche Steinberga giustamente per non gravarla troppo. E entra in campo Bestagno che comunque anche lei ha 3 falli, dall'altra parte invece nuovamente in campo Marshall al posto di Tognalini, servita Kiss, marcata da Mari Gülich, lo scarico per la tripla di Tonello, l'errore, il rimbalzo di Bestagno, il consegnato di Carangelo, ormai ho perso il conto di quante opportunità ha avuto il Umana Reyer di mettere il naso avanti e anche questa volta la getta alle ortiche sull'asse Carangelo-Gülich, il passaggio è comunque completamente sbagliato da parte della capitana, rientra Tognalini al posto di Tonello, continua a girare più o meno sempre le stesse giocatrici, coach Abbignente, dunque Tognalini è stata in panchina praticamente soltanto un'azione e nuovamente rischierata sul parquet quando mancano meno di 100 secondi al termine del terzo quarto. La palla per Webb a cui sfugge il pallone ed è Kacerik alla transizione, rallenta perché la difesa è già schierata, va da Carangelo, pesta la linea laterale e se lo pesta anche Carangelo che è 1,65 m scarso, obiettivamente quello è proprio un movimento che purtroppo viene sempre punito dalla linea laterale, lo diciamo perché se si può capire un giocatore magari che ha il 46-48 di piede, per una piccolina è proprio il caricamento laterale che uno ovviamente non può star lì a vedere dove appoggia il piede. Palla persa ancora per l'Umana Reyer che rimane a -1, Marshall va a attaccare, non so quanti appoggi abbia fatto Marshall qui, comunque trova il canestro dopo 8 minuti, l'aveva segnato lei l'ultimo di San Martino, lo segna lei questo che gli dà il +3 alla fila e mancano meno di un minuto al termine del terzo quarto, ancora una palla persa per l'Umana Reyer sull'asse Henderson-Gülich, troppe palle perse Andrea, non so se hai il dato specifico, ti do il tempo di ricercarlo mentre annuncio il cambio di Beraldo al posto di Webb, mentre per l'Umana Reyer rientra in campo, l'hai recuperato Andrea? Sì, sono 9 le palle perse ed è un dato, anzi 10 scusa, è stato aggiornato con quest'ultima, quindi 10 palloni persi, sono davvero tanti e peccato, sembra davvero che faccia un po' apposta l'Umana quando alla palla decisiva a commettere errori anche banali. E mette la tripla Martina Sandri, scusa se ti ho interrotto, ma Sandri quel tiro ce l'ha e San Martino ritorna a +6, anche l'Umana Reyer
dall'aggancio non ha più segnato e sono passati oltre 4 minuti. Il fallo di Beraldo su Carangelo, entrambe le squadre sono al bonus. Puoi finire il discorso delle palle perse prima dei tiri? Sì, no, 10 palloni persi parlano da soli, e ovviamente in una partita che comunque resta abbastanza in equilibrio sono fondamentali, e anche parti perse piuttosto banali, il passaggio completamente sbagliato, il pestare la linea 3, proprio sembra che psicologicamente nel momento in cui c'era la possibilità del sorpasso l'Umana fosse un po' frenata. Per fortuna fa 2 su 2 Carangelo, riporta a 4 punti di svantaggio, però di nuovo costretti ad inseguire. Addirittura 12 a me dal computer le palle perse, comunque siano 10 o siano 12 sono comunque tantissime. 46-50 il punteggio, ultimo attacco del quarto con Jasmine Kiss che scarica per Tognalini, il recupero di Gülich, il rimbalzo offensivo, l'errore di Kiss e finisce dunque anche questo quarto a punteggio bassissimo, perché il punteggio dice 46 Umana Reyer, 50 fila, e ricordiamo che all'intervallo lungo il punteggio era 37-41. Dopo un primo tempo anche direi con buone percentuali, buon punteggio per il basket femminile, questo terzo quarto è rimasto appunto quasi a secco e fa forse ancora più rabbia, perché appunto nel momento di difficoltà di San Martino e Lupoli, che aveva giocato 2 quarti davvero di altissima intensità, l'Umana non è riuscita ad approfittarne. Abbiamo anche in questo caso contenuto a 4 punti lo svantaggio all'intervallo, però appunto un'occasione che sembra un po' buttata via in questi ultimi 10 minuti, e adesso ancora costretti ad inseguire per un finale davvero molto incerto. Qui vediamo l'altro cross di cui ha approfittato Carangelo, e qui invece no, ci stava la penetrazione di Marshall, e Marshall, ripeto, è tornata a segnare. Questa è la tripla di Martina Sandri. Marshall aveva dato il più 5 con un gioco da 3 punti dopo nemmeno un minuto di gioco. Il canestro di Marshall è arrivato a 1 minuto dalla ripresa, cioè dalla fine del quarto. E per quanto conti relativamente come statistica, va detto che l'Umana Reyer non ha ancora vinto un quarto. Ha perso il primo di 4, ha perso il secondo di 1, di 3 di 1, e questo l'ha pareggiato. Diciamo che è in crescita, e con un margine di soli 4 punti, se continua così potrebbe anche mettere la freccia, però è un dato che testimonia come non si sia mai riuscita a scrollare di dosso questa San Martino. Sì, solo nel primo quarto ha avuto un piccolo margine, 4 punti se non sbaglio, esatto, il massimo margine per Venezia, poi però è stata sempre costretta a inseguire, sempre un po' con l'acqua alla gola. Anche in questo caso per esempio San Martino ha raggiunto il bonus abbastanza presto, però non siamo riusciti ad approfittarne, a tirare magari dei liberi. Ora vedremo anche quanto conterà quell'aspetto sui falli. Sappiamo che per
per San Martino sia Kiss che Mennica addirittura 4. addirittura 4, quindi vediamo Ed qui ecco però. Kiss però che anticipa ancora un'altra palla persa per Lumana Reyer. Kiss in controtempo sul recupero di Gulish, recupera però il rimbalzo, brava Annette Steinberger a reggere, e dunque non va il contropiede primario per la fila che si riaffida al proprio centro. La palla per Beraldo, difesa ben schierata per Lumana Reyer, la tripla di Beraldo è un cross e arriva anche l'infrazione di 24 secondi per San Martino di Lupari. Dunque Lumana Reyer è riuscita a non pagar dazio all'ennesima palla persa. Brava qui Kiss a recuperarla, sinceramente però un po' di leggerezza nel passaggio verso Mari Gulish da parte dell'attacco dell'Umana Reyer, che rimane a meno 4 ma rimane in attacco con Valeria De Pretto. Gulish non riesce a trovare varchi nella difesa di San Martino, ci prova da 3 punti Deborah Carangelo, l'errore, la lotta a rimbalzo tocca Gulish, la rimessa è per San Martino di Lupari. Mi sembrava di aver visto le giocatrici rimanere in attacco, in realtà giustamente la rimessa è stata data alla fila. C'è anche Charlie Recalcati in panchina, lo vediamo adesso, scusate, in tribuna. Eravamo abituati a vederlo dall'altro lato, chiedo venia nell'errore, ma guardavo il dato delle palle perse negli ultimi, scusa, dopo torniamo alla partita, o meglio torniamo alla partita, poi vi dico questo dato perché c'è Marshall che va su e sbaglia ancora il sottomano, il rimbalzo di Gulish. Continuano tanti errori su entrambi i fronti. Ed ecco, infrazione di passi, altra palla persa. Dicevo, nel primo tempo erano state solo 5 per Lumana Reyer, nel terzo quarto 7 e adesso andiamo a vedere il dato, credo che ce ne siano altre 2, per cui insomma c'è tanta confusione in questo momento. Sì, banali come questa. Gulish era braccata dalle giocatrici di San Martino, è stata brava a portare il pallone oltre la metà campo e a consegnarlo a Carangelo, e Carangelo, che il play, ha commesso una sciocchezza andando a commettere infrazione di passi. Sì, sembra davvero mentalmente che manchi qualcosa dalla squadra che appunto finora ha vinto tutte le partite. Ci si aspetterebbe una solidità mentale che invece sembra proprio mancare in questa occasione. Time out per San Martino, perché se Venezia non ride, San Martino, cioè se Venezia in questo momento piange perché è indietro di 4, San Martino non ride perché comunque negli ultimi 10 minuti ha segnato solamente quel canestro di Marshall che abbiamo visto in precedenza e la tripla di Martina Sandri. Lumana Reyer sta facendo indubbiamente fatica perché negli ultimi 6 minuti ha segnato un solo canestro, quello vado a ripescarlo, anzi sono 2 tiri liberi di Carangio, quindi sono 6 minuti che non arrivano a canestri su azioni. Abbiamo detto è una fase abbastanza confusa della partita e logicamente chi ha sia pur leggermente un margine in questo momento è San Martino e ovviamente cercherà di farlo fruttare al meglio, ma io mi aspetto un ritorno in campo, diciamo così, perché le squadre in questo momento forse con un po' di fatica, un po' con la testa sono da un'altra parte, e mi aspetto un bel finale di questo derby che quanto a tensione sicuramente non ha lesinato nulla. L'attacco è di San Martino sul +4 con Marshall, gioca 2 con Kiss che si prende la tripla, la sbaglia e non di poco. Il rimbalzo di Annette Steinberger letteralmente aggredita da Tognalini e Beraldo. Gorini che è tornata in campo, la palla per Martina Kaceric a zona, la formazione di San Martino almeno inizialmente. Poi Gorini adesso si accoppia con Sandri, Annette Steinberger ci prova da casa sua, una tripla assolutamente di qualità da parte di Annette Steinberger che dà il -1 a Lumana Reyer, 49-50, 18 punti per Steinberger e adesso ancora intensità difensiva per Lumana Reyer che rimette in campo a questo punto Johnny Anderson. La sua esperienza è fondamentale. Sì, diciamo che magari potrebbe davvero essere canestro che dai là una azione individuale, perché anche stavolta Venezia aveva fatto fatica a trovare un buon tiro, ma veramente classe da parte di Steinberger che ha trovato questa bomba che ha anche un po' ballato, che non era, insomma, ne aveva tirati di tiri con maggior equilibrio. E anche Coach Abiniente si affida alle giocatrici di maggiore esperienza, Tonello e Webb dentro. Per Lumana Reyer torna Anderson, ha preso il posto di Martina Kaceric, del resto il derby rimane punto a punto. Ancora Jasmine Kiss che si ritrova, avevo detto che mi aspettavo da entrambe le squadre, dalle giocatrici di maggior spessore tecnico, un finale diverso da quello che si è visto negli ultimi minuti e si comincia proprio in questa
maniera, con un bel canestro di Steinberga, un bel canestro di Kiss, più 3 per San Martino. Anderson, eccola qui, cosa vuol dire avere esperienza. Jolin Anderson trova il canestro dalla media distanza, ridà il -1 all'Umana Reyer e sono 13 anche per Jolin Anderson. 7 minuti, poco più da giocare in questo derby del Taliercio. Anderson, il recupero sul passaggio molle di Sandri per Webb, il pallone con un po' di sufficienza da De Pretto alle mani di Steinberga permette a San Martino di ricoprire in difesa. Riceve il pallone Gaia Gorini, 10 secondi per l'azione di tiro, gioco a 2 con Gülish, no look e sorpasso. Questa è una signora giocata da parte di Gaia Gorini. Pick and roll giocato perfetto, Gülish ha portato il blocco, poi si è direzionata verso il canestro, grande canestro, e quindi di nuovo finalmente Reyer avanti di nuovo nella partita. Avanti di un punto, dunque non c'è nulla di finito, ma sbaglia ancora Webb. San Martino si è completamente fermata in attacco. Ci sono anche tanti meriti da parte della difesa dell'Umana Reyer, perché noi sottolineiamo quello che viene sbagliato, ma c'è una pressione difensiva da parte di entrambe le squadre e qui Steinberga rischia l'impressione di passi ma mantiene il possesso di palla. Insomma, ecco qui, questo è un errore di De Pretto sul quale incide anche la pressione difensiva, ci ha messo molto anche del suo, però diciamo che le due squadre hanno fatto una partita difensivamente encomiabile. Sì, infatti vediamo Liberalotto che chiede calma nel suo eloquente il gesto con le mani, perché appunto qui ci siamo un po' fatti prendere dalla foga e gettato alle ortiche un altro pallone dei tanti persi quest'oggi. Melnica con 4 falli in campo al posto di Kiss che va un po' a rifiatare in campo. Gülish è sempre ferma a 2 falli, bravissima la tedesca che si è riuscita a contenere. Attenzione a Sandri, è il canestro dell'ex. Sandri che ha messo già una tripla in precedenza, arriva a 7 punti, riporta avanti la fila San Martino 5-3, 5-4, qua si va avanti punto a punto. Gülish letteralmente aggredita e c'è l'infrazione di doppio palleggio da parte di Mari Gülish, sì, o si fischia fallo o c'è doppio e quindi è giusto Sì. arbitrale. Qui ha riprovato a rifare lo stesso gioco, lo stesso pick and roll, stavolta però ha fatto buona guardia la difesa di San Martino, che ha chiuso lo spazio a Gülish che ha commesso infrazione. Attenzione che quando si rimonta dopo una lunghissima rincorsa, adesso c'è un contatto tra due giocatrici di San Martino, Tognalini e Melnica, che vanno a terra. Dicevo, attenzione perché poi si rischia, in caso di un paio di canestri di fila da parte degli avversari, di farsi abbattere. Va quasi allo scadere 24, l'errore di Tognalini e il rimbalzo di Valeria De Pretto che si è buttato via un pallone in attacco, qui in difesa ha fatto il suo alla grande. Gaia Gorini chiede palla a Mari Gülish, ma Gorini va su da sola, porta a casa il fallo, andrà in lunetta. Mi sembra che Gorini in questo momento sia più lucida di Carangelo, avere due giocatrici di questo livello dà a coach Liberalotto la possibilità anche di alternarle. Sì, sicuramente qui ha fatto la cosa migliore, ha visto che non c'era spazio, ha provato la penetrazione e ha trovato i 2 tiri liberi. È chiaro che in una partita anche molto intensa saranno minuti finali in cui le due squadre saranno anche parecchio stanche, quindi la lucidità nei momenti fondamentali sarà determinante poi per assegnare la vittoria. Ha segnato il primo, dunque parità. Gaia Gorini fa 2 su 2, di nuovo avanti l'Umana Reyer, 5-5, 5-4, 7 punti per Gorini, 55 per l'Umana Reyer. Siamo al giro di boa dell'ultimo quarto di questo bellissimo derby tra l'Umana Reyer e la fila San Martino. Tonello, il pallone per Marshall che è rientrata in campo al posto di Tognalini, poi è Melnica, arriva da Marshall, difesa dell'Umana Reyer che chiude tutti gli spazi e qui c'è il fallo credo da parte di Mari Gülish ai danni di Webb. Qui veramente non si risparmia nulla, ci sono dei contatti da basket maschile, li definirei quasi. Sì, è chiaro che, come dicevamo, è importante che gli arbitri abbiano lo stesso metro di valutazione, però è chiaro che è un metro abbastanza permissivo e quindi i contatti ci sono sicuramente. Marshall col pallone in mano, bravissima Gülish a ritardarne l'azione, poi il blocco di Melnica, il cambio difensivo accettato dal Reyer, step back e tiro di Marshall, l'errore, bravissima Valeria De Pretto a toccare e la rimessa è per la fila, sì. Siamo d'accordo Andrea, siamo proprio a pochissimi centimetri ed è giusta l'interpretazione arbitrale. 14 secondi per l'azione di tiro di San Martino, chiama lo schema Webb davanti alla nostra postazione, la rimessa raggiunge le mani di Melnica.
Ancora palla sul perimetro, attenzione Sandri, stavolta la tripla non va ed è bravissima Steinberga ad anticipare Melnica, +1, palla in mano per Lumana Reyer, 4 minuti e mezzo, Valeria De Pretto, serve per Gaia Gorini che chiama lo schema, sempre zona, fronte dispari per San Martino, step back e tiro da 3 punti di Steinberga, le triple di Annette Steinberga stanno, no, il canestro è da 2, siamo lontani quindi non lo valutiamo, comunque 20 punti i canestri, allora diciamo così, di Annette Steinberga stanno dando a Lumana Reyer quello che era mancato prima, e qui anche in difesa Steinberga su Melnica che va a terra, uno sguardo l'abbiamo vista a fulminare gli arbitri, la circolazione con l'uomo in più per Lumana Reyer, la tripla di De Pretto non va, il rimbalzo di Sandri e il fallo di Steinberga, quarto fallo di Steinberga, poteva essere l'occasione per, non dico chiudere la partita, ma per dare imprimere una svolta ancora più netta. Sì, anche perché c'era Melnica qui a terra che stava rientrando, però ovviamente era in vantaggio di un giocatore Venezia, però ancora una volta con i piedi per terra non hanno la capacità, la freddezza per centrare il canestro, quindi partita ancora pienamente in equilibrio. +3 Lumana Reyer, ma la palla è nelle mani di San Martino che ha rimesso in campo Jasmine Kiss al posto di Melnica, il movimento di Marshall che vede un varco, penetra, scarica la tripla aperta di Tonello, l'errore, si lotta a rimbalzo, solo maglie nere sul pallone, il fallo di Jolene Anderson è il terzo di squadra, il secondo personale, lo spende ai danni di Martina Sandri che in quella posizione era decisamente pericolosa. E dunque ha fatto bene Jolene Anderson, anche perché non c'è ancora il bonus ed è appena il secondo fallo personale quando mancano 3:29 alla fine della partita. La rimessa di Marshall, lo scambio con Sandri e qui De Pretto ad allungare le braccia. Bravi gli arbitri a vederlo, perché noi siamo sulla verticale ma non abbiamo arbitri davanti, per cui bravi a fischiarlo. Sì, Marshall che sta un po' prendendo in mano la sua squadra con le sue penetrazioni in velocità, ha trovato 2 falli in un amen e quindi bonus per Lumana, esatto. E ancora Marshall che batte Gülish, ma tocca Gülish, poi Kiss ricicla il pallone, Tonello, l'incrocio, l'arresto, lo scarico per la tripla di Martina Sandri, non va il rimbalzo di Jolene Anderson, fila San Martino che non la mette più, Gorini vede un varco, va su, scarico per Gülish, grandissima giocata, ancora sull'asse, Gorini, Gülish e Lumana Reyer allunga, 5-9, 5-4. Siamo agli ultimi 3 minuti, si scuote anche il pubblico del Tagliercio di Fede Oro Granata. Qui Marshall è l'ultima a volersi arrendere per San Martino, che ha condotto per praticamente tutta la partita, diciamo che fino al sorpasso arrivato in questo ultimo quarto San Martino è stata avanti, ma arriva un'altra palla persa, rischia di pagarle carissime queste palle perse Lumana Reyer, che ha 3 punti di vantaggio, ma la palla per cercare di riaprire il match è nelle mani di San Martino. Webb, lo scarico per Kiss che va a attaccare Gülish, arriva l'aiuto di Gorini, Tonello, Gorini regge in difesa, penetra, scarica Tonello, extra passaggio, Marshall ci prova da casa sua l'errore, va Steinberga al rimbalzo, 2:10 da giocare, Annette Steinberga porta avanti il pallone sul +3 Lumana Reyer e questa è un'ingenuità gravissima, gravissima. Si arrabbia, libera l'8, ma secondo me deve arrabbiarsi con gli arbitri, ma qui deve arrabbiarsi con le proprie giocatrici prima di tutto. Sì, perché in una partita così, punto a punto, dopo aver riportato avanti la propria squadra, questa è un'ingenuità davvero grave, molto grave. Ne abbiamo commesse tante in questa partita, ma questa rischia di essere veramente la più grave. Tra l'altro è arrivata dopo un'ottima difesa, perché Venezia aveva cambiato e chiuso ogni buco, ogni varco a San Martino, che poi era stato costretto a un tiro piuttosto difficile. Peccato, perché ovviamente resta solo uno il possesso, anche se pieno di vantaggio, e questa palla poteva tornare davvero utile. 12 punti in 17 minuti per San Martino. Finché tu commentavi sono andato a fare un brevissimo calcolo di come sia calata nel secondo tempo la squadra di coach Abbignente. 12 punti in 17 minuti, ripeto, c'è tantissimo del merito dell'Umana Reyer, che se non è più avanti, perché adesso San Martino avrà il possesso sul -3, è a causa di quelle 18 palle perse. Sì. Statistiche spesso vanno lette con prudenza, ma qui spiegano tante cose. Sì, anche perché, come dicevamo, appunto non sono palle perse tutte
frutto della pressione esercitata dalla difesa, ma alcune sono state veramente regalate alle avversarie, non ultima appunto questa che abbiamo appena visto, e quindi è una questione anche mentale, di concentrazione. Sbagliare palloni del genere dopo è anche frutto della stanchezza, perché ovviamente sono stati costretti a inseguire per tutta la partita, però fanno davvero tanto male. Fanno male, adesso vedremo se farà del male San Martino sulla rimessa effettuata da Monica Tonello per Jasmine Kiss, poi è Webb che chiama Sam Marshall, le consegna il pallone, il raddoppio difensivo, attenzione ai cambi, la tripla di Tonello, non va, il pallone esce dal campo senza toccare la struttura, 1,51, continua la rottura offensiva della squadra di coach Abbignente in questo secondo tempo, deve mettere il chiodo nella bara, come si suol dire Lumana Reyer su questo attacco. Gaia Gorini, il blocco di Mari Gulish, lo scarico invece è sul perimetro per Valeria De Preto, nuovamente nelle mani di Gorini, gioca a 2 contro Preto, un tiro aperto, gli assist di Gaia Gorini, forse è questa, se vogliamo, la chiave della partita. Sì, è bella appunto la visione di Gorini, che nelle ultime azioni ha sempre trovato una delle soluzioni migliori, e qui palla importantissima, Marshall da sola praticamente. Ma sbaglia, la lotta a rimbalzo premia ancora una volta Kiss e la circolazione di San Martino, ma mancano soltanto 75 secondi e 5 punti di vantaggio per Lumana Reyer. Tonello, l'incrocio, e c'è il quinto fallo di Anette Steinberga, fischio importante, darà 2 tiri liberi a Tonello e toglie dalla partita Anette Steinberga. Eccola qua, la vediamo imbestialita, ci sta però Sì, ci sta, è ovviamente un peccato perché è una giocatrice che ha dimostrato che, di avere davvero tanta classe in certi momenti in cui lì è arrabbiatissima. Deve stare attenta a non farsi beccare dal tecnico. Perché magari rischiamo anche di più. In alcuni momenti veramente da sola si è trovata le soluzioni che ci hanno permesso di rimanere in partita, e qui riprova San Martino a riportarsi sotto, cosa che riesce con questo doppio tiro libero. Pallone ora fondamentale, infatti c'è subito il time out di Liberarotto, perché questa azione d'attacco potrebbe essere davvero quella decisiva. I primi 2 punti della capitana di San Martino, Monica Tonello, ridanno il -3 alla squadra di coach Abbignente, con Steinberga definitivamente fuori dai giochi. Con questo fischio al suo posto entra ovviamente Bestagno, che di falli ne ha 3, adesso non ci sono giocatrici a rischio di fine partita anticipato per Lumana Reyer, del resto manca soltanto 1:11 e come hai detto tu giustamente il prossimo sarà uno dei possessi determinanti nell'economia di una derby che comunque è stato piacevolissimo in maniera differente, possiamo dire. Nel primo tempo abbiamo visto un grandissimo gioco in velocità, una grandissima intensità da parte di San Martino e Lumana Reyer che ha cercato con la classe, con la difesa, perché il tiro non entrava, di rimanere a contatto. Nel secondo tempo invece c'è stato un grandissimo agonismo in campo, e qui proprio la difesa del Lumana Reyer ha fatto la differenza, perché San Martino, come ho detto in precedenza, di punti ne ha segnati 14, adesso abbiamo aggiunto praticamente un altro minuto, e quindi in 18 minuti, e vorrei anche vedere quanti di questi segnati dal campo e quanti sul tiro libero, ma non ho in questo momento il tempo di fare la statistica. Chi avrà piacere di farlo potrà andare sul sito della Lega Basket, andarsi a vedere il play by play e ricostruirsi anche questo dato. Comunque un derby assolutamente piacevole, e il fatto che si concluda in volata lo rende ancora più bello. La rimessa di Henderson nelle mani di De Preto, il pressing a campo di San Martino, bisogna superare la metà campo, c'è il fallo di Webb. San Martino di falli da spendere ne ha tanti, perché è il secondo appena di squadra questo. Sì, mentre Venezia deve stare molto attenta, perché appunto ormai ha esaurito il bonus. Ma in questo caso forse non è un vantaggio, Ah beh sì, perché col tiro con i 2 liberi non può raggiungerci, ma comunque c'è ancora 1 minuto e 08, quindi ancora lunga, e soprattutto dobbiamo rimettere bene questo pallone. E infatti San Martino va a spendere il fallo soprattutto per far rimettere il pallone in campo a Lumana Reyer, cosa che alle volte non è facile. La circolazione, la tripla di Jolene Henderson, l'errore, il rimbalzo di Marshall, l'errore di Henderson da 3 punti. Comunque è stato messo il pallone, diciamo, nelle mani più sicure, e attenzione adesso a Kiss che rischia di perderlo. Siamo nell'ultimo minuto, 3 punti di vantaggio per Lumana Reyer. Marshall si arresta, lo scarico per Webb, step back e tripla di Webb, non va, il rimbalzo di
De Pretto e il fallo di Kiss, 35 secondi Andrea. Di sofferenza. Assolutamente, quarto fallo di Kiss, terzo di squadra, anche questo è un dato, ripeto, che a questo punto della partita può servire solo se il Lumana Reyer non riuscirà a rimettere il pallone in gioco. Ovviamente pressa tutto il campo, la fila riesce a rimetterlo però De Pretto nelle mani di Jolene Henderson, che viene addirittura triplicata e adesso è al bonus con 31 secondi da giocare. Anche la fila adesso probabilmente spenderà un fallo o no? Da vedere, E qui è una scelta di quelle che, come dire, capisci solo alla fine se hai fatto bene o male. Comunque intanto rimette in campo il pallone molto Lumana aggressiva la San Martino. Sì, e qui attenzione, la freccia premia San Martino. La recuperata da parte delle due americane su Henderson, il pressing di Webb e Marshall, e adesso il time out di San Martino. Che cosa sta succedendo, Andrea? È un bel finale, avevo detto che c'era da soffrire e ne sono passati solo 8 secondi e ancora siamo in piena sofferenza. Sì, brave le due giocatrici americane a chiudere. Henderson un po' ingenua Venezia nel gestire questo pallone, adesso a 27 secondi e 7 dal termine il San Martino ha la palla in mano e quindi può anche decidere di non tentare solamente il tiro dalla lunga, ma provare a fare canestro e poi magari spendere il fallo o comunque giocare. Tante teorie a questo punto. C'è tutto il tempo ancora per cambiare l'inizio del match. Ricordiamo che è un Reyer Day, quindi comincia anche a riempire maggiormente il Palasport in vista del prossimo match dell'Umana Reyer maschile contro Varese. La squadra di Varese è qui sotto il tunnel e sta aspettando di andare a fare riscaldamento. Manca un'ora e un quarto all'inizio della partita del maschile e si stanno gustando anche loro, probabilmente pur da neutrali, questo spettacolo. Dicevo ancora una volta il parterre de Roi con il presidente Petrucci e un mostro sacro del basket italiano come Charlie Recalcati. Adesso anche Attilio Caia è andato a scherzare in parterre. Veramente sarebbe da fare una foto, purtroppo sono di spalle alle nostre telecamere, ma seguiamo quello che succede in campo. Basket femminile che sta dimostrando ancora una volta di non aver nulla da invidiare al basket maschile. L'attacco di San Martino, vediamo che cosa ha disegnato coach Abiniente. Intanto ovviamente palla a Marshall, poi l'uscita di Webb, la tripla non va, il rimbalzo di Sandri ancora fuori per Webb che ci riprova, ancora un errore, il rimbalzo di Gülich e il fallo di Webb. Qui potrebbero cominciare a scorrere i titoli di coda, ma dico potrebbero. Sì, diciamo, vediamo le compagne che vanno a rincuorare Webb perché 2 volte ha avuto il pallone dell'aggancio. Sì, diciamolo con molta calma. Certo, è importante adesso segnare almeno un libero a partire di Gülich per poi mettere 2 possessi e mancano solo 13 secondi. Per cui intanto segniamo il primo e poi ne parliamo. Intanto segniamo il primo, Andrea, e intanto segniamo il secondo allora perché comunque vorrebbe dire, anche se non pieni, vorrebbe dire comunque 2 possessi di vantaggio per l'Umana Reyer. Vediamo se Gülich fa almeno 1 su 2, lo fa 1 su 2, 6-2-5-8. Adesso vediamo che cosa succede. Marshall ovviamente accelera, non bisogna fare fallo, stilo da 3 punti, va su Marshall, cerca 2 rapidi, non li trova, il rimbalzo di Gülich, l'Umana Reyer batte anche la fila, si ferma Gorini, scambia il 5 contro Nello. È stato un bellissimo derby. L'Umana Reyer vince il titolo di campione d'inverno mantenendo l'imbattibilità. Comunque tutti i nostri complimenti anche a San Martino, Andrea. Sì, una partita che, come avevamo pronosticato, è stata molto equilibrata. San Martino ha condotto per quasi tutto l'arco, poi alla fine qualche qualità in più da parte dell'Umana e soprattutto la difesa che ha costretto San Martino a tiri più difficili. Poteva vincere l'una e l'altra, merito ad entrambe che hanno disputato una partita molto bella e agonisticamente molto intensa. Merito a Venezia che comunque mantiene questa imbattibilità e ha dimostrato anche di saper soffrire.
Grazie Andrea Manzo, grazie a voi per averci seguito. Ovviamente noi ci sentiremo per le prossime partite interne dell'Umana Reyer. Ricordo il prossimo match prima di Natale contro Empoli, la neopromossa che verrà qui al Tagliercio. Intanto finisce questa partita. Umana Reyer Venezia batte Fila San Martino di Lupari 62-58. Grazie ancora ad Alberto Minazzi e Andrea Manzo.